Oh ragazzo, c'erano solo 38 gradi in camper, ma sarà l'umidità e si muore. Ti spiego la situazione tipo, e tra parentesi prova a immaginarti se avevo il mio povero cane, cioè ci schiattava. Allora alle 4:30 devo essere a una visita qui in ospedale, ho dovuto dormire davanti all'ospedale nel parcheggio che non è all'ombra sotto il sole, altrimenti poi perdo il posto, non parcheggi più. Come cavolo ci arrivi all'ospedale, ok? E pertanto adesso sono tipo le 2, mancano almeno altre 2 ore perché io possa entrare in ospedale e ti dico che si stava crepando. Allora, per fortuna, come avevo previsto per i casi estremi, ho predisposto questa casa mobile camper per avere un climatizzatore che funziona anche col generatore integrato. Difatti adesso sto casino che stai sentendo è il generatore e sta girando il climatizzatore e già si inizia a respirare. Ci sono dei vari scenari alternativi più o meno comodi. Diciamo che la bicicletta non la posso, si è spostato tutto da solo, la bicicletta non la posso tirar giù in quanto il camper adesso è su completo per una siepe. Dovrei spostare il camper, che tirar giù la bicicletta, rimetterlo dentro. Qua c'è un via vai di macchine che parcheggiano, quindi è un casino, bloccherei la strada, hai capito? Potrei andare a farmi una camminata a cercare qualche posto all'ombra di ristoro, visto che appunto non ho il cane appresso con me, però appunto fra 2 ore devo essere dentro, quindi sì, non è che voglio dire fra chissà quanto, cioè, vedi, è quella situazione di metà e metà in cui tutto è un casino e ti crea questa situazione molto spiacevole, che comunque devo dire sta diventando sempre più piacevole grazie al climatizzatore. Bella roba. Sì, questa è la... sì, che video noioso, però può interessare molto a chi va in giro in camper, a chi vuole prendere un climatizzatore, a chi vuole prendere il camper, a chi vuole andare a vivere in camper, eccetera eccetera, perché è una situazione veramente di enorme disagio quella di stare in camper durante il periodo estivo. Infatti una volta tu mi aveva detto ma non ti ho trovato in camper, cioè io ho detto vabbè, che c'ho scritto su, questo è stupido, voglio dire, grazie al cazzo che in piena estate non sto dentro una scatola, cioè è normale, sarei da chiudere il reparto psichiatria, invece vado in reparto Torino per operarmi le tonsille. E quindi ragazzo, sì, senza un climatizzatore vero così sarebbe veramente impossibile. Il Viesa non l'ho provato bene, cioè sì, l'ho provato più una volta, Puviesa, una cosa abbastanza particolare. Io ripeto, abbiamo già fatto il video, sono fortunato perché ho il generatore integrato, perché il Viesa, l'unico vantaggio che ha il Viesa è di andare a 12 volt, quindi di funzionare anche senza il generatore. C'è chi mi dice delle batterie al litio. No ragazzo, cioè fai due conti, il climatizzatore è 1700 watt, certo funziona ma ti dura veramente poche ore, in più oltre a durarti poche ore tieni conto che ti ciuccia le batterie di chi in camper ci vive e soprattutto ci lavora, ok? Quindi mi prosciugherei in piena estate le batterie per poi ritrovarmi addirittura senza per lavorare col computer e quindi pagarmi da mangiare. So che questo video è bruttissimo perché è parlato proprio, lo senti con affanno, l'inquadratura è pessima perché è dentro al camper, senti un casino della Madonna perché c'è sia il generatore che il climatizzatore che funziona, ma è lì che io volevo portarti, nella realtà, hai capito? È in quello che sto vivendo e quindi in questa situazione di casino, disagio e bruttezza, insomma, ecco. Poi nel periodo invernale, con la maggior parte dei camper, non tutti, stai attento, non lo voglio dire per parlare male di certi camper, che tra l'altro non dirò neanche nomi, marche e modello, ma ti garantisco non in tutti i camper riesci a star decentemente d'inverno, e in quasi tutti ci stai decentemente, in alcuni ci stai veramente da Dio, e non parlo di quelli in vetro resina o con l'alde, anche proprio altri camper più normali che però hanno una buona coibentazione, la stufa che funziona bene e quindi insomma vanno veramente bene. Primavera e autunno è la pacchia del camper, è veramente la pacchia, non devi sbatterti a tenere gli oscuranti, puoi tenere un po' le finestre aperte, non ci sono particolari insetti fastidiosi, quindi sì, primavera e autunno è proprio il paradiso dei camper. Quest'anno è durata anche tanto,
che stavo dicendo tanta perché è femminile, giustamente avevo anche ragione, però si dice tanto, è durata tanto la primavera, incredibilmente quest'anno, e quindi sì, per me è stata una pacchia. Però poi quando arriva l'estate, soprattutto per chi ha scelto di avere un camper come ufficio, è veramente dura, perché un conto se ce l'hai come casa dici vabbè vado fuori, mi trovo, vado via, cioè lo chiudo, vado via, sto tutto il giorno al mare, all'ombra, qualsiasi cosa, ok? Ma per chi lo usa come computer, come ufficio, scusa ma sono fuso col caldo, il casino, per chi lo usa come ufficio è abbastanza dura d'estate, molto dura, e allora per quello mi vedi magari spesso andare o in montagna o in certe aree camper gratuite. Questo perché? Perché hanno la colonnina e quindi sta col climatizzatore, ok? Però anche lì di contro, insomma, è vero che stai da Dio dopo, anzi hai anche freddo, 40 gradi fuori e dentro hai freddo, per carità è vero, però per aver sto freddo devi tenere le finestre chiuse, le porte chiuse e a volte anche gli oscuranti, soprattutto quelli davanti, e quindi sei dentro una scatola, hai capito? Non è proprio il massimo. Ragazzi, faccio una cosa, il mio CP. Ciao bellissima. Ciao amore mio grasso. Amore grasso. Grasso. Sì, vieni qua con me. Guarda. Dov'è il mio cane? Dov'è il mio cane? Dove è nascosto il mio cane? Guarda. Fai nascondino. Sgrazia. Ciao Stella, buono stoppuno. Ciao nonna. Ciao. Dove? Quando? Perché? Sono stanca. Fiantin, sì. Io tiro via il riso. Sì. Non so neanche l'olio d'oliva via. So che carne. Buon. Mata! Cane obeso! Italia, a parte confermare questo modo di dire che il gioco è bello finché dura poco, difatti Call of Duty è stupendo ma finisce subito, 70 euro di gioco, tazze che l'ho preso usato, ma so che è brutto da dire, ma finalmente mi sono vendicato con mia nonna. Allora, dalle nostre parti, forse anche nel resto d'Italia, non lo so, però è un luogo comune indicare la nonna come quella persona che quando le chiedi l'ubicazione di un oggetto o di una persona ti dice sempre è di là, ok? Oppure chiama il coso, l'oggetto, però quello è un altro discorso, no, è di là. Allora all'inizio io tra virgolette sbaruffavo sempre con la nonna perché gli chiedi una cosa, ed è a, no, in dialetto nostro, ed è a vuol dire è di là. Ogni volta io a controbattere, no? Perché sai come sono, controbattere, finché oggi ho messo rotto i coglioni, mi ha detto, aspetta, metto in pausa, mi ha detto vai a mettermi la borsa di là, cioè va a mettermi la borsa di là, ok, va bene, non lo sono andato in una stanza a caso, gli ho messo la borsa sopra il coso, poi mezz'ora che non la trovava, andava in cerca, mi fa, ma dove è? È di là? Eccolo!